Più di un anno è passato dall'inizio dell'emergenza coronavirus. In questo lasso di tempo oltre 350.000 veneti sono risultati positivi al Covid. Dati alla mano, vuol dire che il 7% dei veneti è risultato positivo negli ultimi 12 mesi. Una cifra che fa tremare i polsi se guardata nella prospettiva di una qualsiasi famiglia, luogo di lavoro, centro di aggregazione. Cambiando punto di vista, possiamo dire che un veneto su 14 ha avuto il Covid. Molti sono risultati asintomatici e chissà quanti non entrano nelle statistiche perché non hanno effettuato il tampone. Tanti sono quelli finiti in ospedale e molti in terapia intensiva. I racconti di chi ne è uscito vivo resteranno per molto tempo nella memoria collettiva. Più di 10.000 non ce l'hanno fatta e questa cifra, che racchiude infiniti dolori e un lutto che il Veneto porterà a lungo con sé, è destinata purtroppo a salire. Nell'area dell'ULSS 7 Pedemontana si registrano circa 150 nuovi casi al giorno, con una curva che sta salendo in tutto il territorio. I positivi fra Bassanese, Alto Vicentino e Altopiano sono circa 2.500, ma dall'inizio dell'epidemia ben 25.000 persone hanno avuto il Covid nella zona dell'ULSS 7. Il territorio ha pagato un grave tributo alla pandemia, con 448 morti. La sanità pedemontana comunque sembra poter reggere l'urto con 130 posti letto impegnati da pazienti Covid su 600 complessivamente occupati nei vari ospedali in questo momento.